Il popolo no Green Pass si è dato appuntamento davanti ai cancelli del porto di Trieste. Non è più solo una protesta dei portuali triestini, ma dell'intero movimento. Sono arrivati da Milano, da Firenze, da Bologna, da Udine, qui a Trieste per protestare contro l'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde. Oggi, venerdì 15 ottobre. Tu non sei un portuale, ma sei qui a sostegno? Assolutamente sì, io lavoro nella zona industriale e sono qua a sostegno per questa Green Pass, che è veramente una misura discriminatoria e non sanitaria. Sono uomo contadino, però attualmente non lavoro per il Green Pass, non faccio né tamponi né Green Pass, quindi non posso lavorare. Perché mi devo dimostrare lavorare perché io devo lavorare? Le urla di Fabio Tuia, che è già consigliere comunale, che non sarà più in consiglio comunale questa tornata. Sapevi la comia di Bastoneme allora Bastoneme che non voglio. Episodio controllato, diciamo, dal servizio d'ordine interna. Come vedete in queste immagini ci sono delle persone che entrano serenamente con la propria auto all'interno del varco del Molo Settimo. Cosa pensa di questa protesta? Io rispetto le idee loro. Rispetto le mie e rispetto anche dei loro. Manifestazione partita alle 6:30 del mattino e che dovrebbe durare a oltranza. Si proseguirà aspettando tutto il giorno che arrivi qualche notizia dal governo.